Ringrazio Venezia, gli organizzatori, tutti quelli che hanno pensato a me a distanza di tanti anni. C'è anche Giancarlo Antonioni tra i premiati con il Leone d'Oro al Gran Premio Internazionale di Venezia, manifestazione ospitata nella sede della Regione del Veneto a Palazzo Grandi Stazioni. La manifestazione, guidata dal presidente dell'Ordine del Leone d'Oro Sileno Candelaresi, è stata presentata dalla madrina, l'attrice Luz Adriana Sarcinelli. Con Antonioni, inevitabile parlare dell'Italia, rimasta fuori dai prossimi mondiali. Ci auguriamo di riprenderci il più presto possibile per poter tornare ai livelli abituali che tutti noi conosciamo. Non solo calcio, ma tante eccellenze in molti campi. Ecco alcuni dei premiati. Che lo dedico anche a Luigi Brugnaro, che sta in una situazione appunto di salute un po' precaria, ma che sia un in bocca al lupo veramente per lui. Questo premio prestigioso lo dedichiamo a Venezia, a questa ripresa nel giorno del suo compleanno, tra l'altro. È un premio che mi onora particolarmente proprio perché è alla carriera, ma cita anche alcuni gioielli preziosi di questa attività, in particolare è appunto questa idea della Venice Marathon. Questo Leone d'Oro vale moltissimo perché abbiamo bisogno di stimoli, la società è degradata, allora vediamo un po' perché dobbiamo impegnarci a tirar fuori anche Venezia dalla crisi ambientale.